La nostra attività è dedicata soprattutto alla donna, alla mamma e al suo bambino. È la donna la prima persona alla quale rivolgiamo le nostre attenzioni. È lei che decide se diventare madre o no. È lei che porta in grembo il suo bambino ancora non nato, che è il più debole e indifeso degli esseri umani. Per questo ha bisogno di protezione, ma lui è tranquillo e sereno perché cresce nella pancia della mamma. Ogni donna è arbitro del suo destino. Noi possiamo ascoltarla, sostenerla, aiutarla nelle sue necessità, ma non possiamo decidere per lei. Il nostro aiuto è anche materiale. Aiutiamo con vestiario, lettini, carrozzine e tutto ciò che necessita per la crescita del bambino. Il desiderio più grande di ogni mamma è vedere crescere il suo bambino sano e forte. Non sempre allattare al seno però è possibile. Molte mamme incontrano difficoltà o perché il latte manca o perché dura pochi mesi o perché assumendo farmaci non può allattare il suo bambino, quindi sono costrette a usare il latte in polvere. Calcolando che un barattolo di latte in polvere costa dai 15 ai 20 euro a settimana, la spesa in un mese solo di latte si aggira intorno ai 60 euro. La nostra associazione si fa carico della spesa di 360 euro per l'acquisto del latte in polvere per i primi 6 mesi di vita del bambino. Il tuo dono ci permetterà di aiutare le mamme e far crescere i loro bimbi sani e forti con l'acquisto del latte in polvere, che è l'unico alimento che lo farà crescere sano e forte tra le braccia della sua mamma.